con mister Calandra parte bene dal punto di vista del risultato e della prestazione il 2025 del 3M, forse un po' di amore in bocca per le tante occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo. Innanzitutto buonasera e buon anno a tutti. Assolutamente sì, primo tempo direi giocato molto bene dai ragazzi, interpretato anche tatticamente molto bene, abbiamo creato tanto, è mancato forse qualcosina nel finalizzare tutte le azioni che abbiamo creato, perché è mancato qualcosina magari al secondo palo o l'uomo che potesse mettere la palla, diciamo, con tranquillità in porta. In realtà la squadra ha giocato bene in lungo e largo del campo, il campo è piccolo, tutte le squadre qui soffrono, abbiamo giocato col San Vito che ha degli elementi importanti, quindi sì, il primo tempo potevamo fare qualcosina in più assolutamente. Ecco, in virtù anche del prosieguo del campionato, ovviamente c'è ancora metà campionato da giocare, pensi che questa squadra, la tua, abbia ancora delle potenzialità che deve sbloccare o comunque siete già sul punto, diciamo, di dire ok, siamo questi, andiamo a tutta fino alla fine? Una bella domanda, perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa con i ragazzi. Io penso che ancora la squadra sia al 60-70%, ma per un semplice motivo, perché io sono con loro questa è la mia ottava partita, quindi un paio di mesi, diciamo, e abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tanto, i ragazzi hanno dovuto subire anche un cambiamento tattico e diciamo una situazione di gioco nuove, però le qualità di questi ragazzi sono veramente importanti, stanno crescendo molto e considero e ripeto che secondo me la squadra sia ancora al 70%, perché appena iniziamo a sistemare qualcosina più sul possesso e sui ritmi anche di gioco, penso che la squadra possa fare anche quel salto, diciamo quella famosa asticella.